L'armistizio dell'8 settembre 1943, il disfacimento del Regio Esercito e la costituzione da parte delle autorità tedesche della zona d'operazione litorale adriatico significarono per il Friuli Venezia Giulia e le regioni contermini la sperimentazione diretta del brutale sistema di occupazione nazista, già duramente subita nel corso del conflitto da molte altre nazioni europee. Nonostante nel 1943 si trattasse di un teatro di guerra secondario, le prime fonti tedesche parlano di una zona strategicamente importante e di grande rilevanza militare. Il Friuli aveva già conosciuto la durezza di un'occupazione militare tedesca, questo durante il primo conflitto mondiale, dopo la disfatta di Caporetto. A quell'epoca la gestione dell'amministrazione fu lasciata sotto il pieno controllo delle autorità militari. Ma nella seconda guerra mondiale, con le truppe tedesche, giunse nel territorio anche tutto il peso dell'ideologia nazista, metodi, tecniche e concezioni che il sistema totalitario aveva introdotto all'interno del suo grandioso progetto di nuovo ordine europeo. L'occupante prospettava alla popolazione del litorale adriatico un nuovo ruolo nell'Europa nazista, dove non vi era posto per nessuna forma di dissenso e che soprattutto doveva essere libera di ogni scoria di ebraismo e bolscevismo. Prima di tutto sarà però necessario capire che cosa intendiamo realmente per litorale adriatico o Operationszone Adriatische Küsterland, o meglio conosciuto con la definizione di OZAC, che ricorda una vecchia denominazione geografica più che amministrativa del periodo della dominazione austriaca sul territorio. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, le truppe tedesche occuparono l'Italia centro-settentrionale e tutte le zone precedentemente controllate dalle truppe italiane. Il 10 settembre del 1943 un'ordinanza di Hitler stabilì la costituzione nell'Italia settentrionale occupata di due Operationszonen, cioè dei territori definiti di grande valenza militare strategica. Nell'area del Trentino, del Sud Tirolo, con l'aggiunta della provincia di Belluno, venne costituita la Operationszone Alpen-Vorland, zona d'operazione Prealpi. L'OZAC invece fu formato dalle province del Friuli, o provincia di Udine, che comprendeva le attuali province di Udine e Pordenone, l'allora provincia di Gorizia, provincia di Trieste, l'Istria o la provincia di Pola, Fiume che comprendeva anche il Quarnero e la provincia di Lubiana. Venne così a crearsi in queste due regioni un regime d'occupazione anomalo rispetto a quello insediato nel resto d'Italia. Mentre nella penisola vi era una struttura che faceva capo a un'amministrazione militare tedesca, Militärverwaltung, che si affiancava alla RSI, nelle due zone d'operazione venne insediato un tipo di amministrazione civile. Le regioni sarebbero state amministrate direttamente e autonomamente dalle autorità tedesche, per mezzo di un Oberstkommissar, supremo commissario, e si riservava all'alleato neofascista della Repubblica Sociale un ruolo marginale e di subordinazione. I supremi commissari divennero in breve tempo dei veri e propri organi periferici di controllo del Reich. La posizione geografica rendeva i territori zone di sicuro interesse strategico, oltre che politico. Per quanto riguarda l'Ozzak, esso riveste nel quadro del conflitto in corso un importante ruolo di cerniera fra il fronte balcanico e quello apertosi in Italia, ma allo stesso tempo è anche settore immediatamente operativo, questo perché largamente compenetrato da unità partigiane già prima del settembre del 43. Nella Venezia Giulia, infatti, è presente una forte resistenza che, da parte slovena e croata, è già sorta all'epoca dell'aggressione nazifascista alla Jugoslavia e che da parte italiana ha i suoi punti di forza soprattutto nel Friuli orientale e nel Monfalconese. Ciò costituisce per l'occupante nazista un indubbio problema per la stabilità della zona stessa, che inoltre dal punto di vista strategico presta il fianco all'eventualità di uno sbarco alleato in prossimità proprio del confine meridionale del Reich. Allo stesso modo, però, dobbiamo considerare e valutare anche una questione politica. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che gran parte del territorio dell'Ozak faceva parte dell'impero asburgico prima della Prima Guerra Mondiale, stessa cosa per le province di Trento e di Bolzano. Vi era quindi un progetto condiviso da molti ambiti del partito nazista, ma non ancora chiaro e ben definito, per una futura o possibile annessione. Non esistono atti però che determinano questa annessione de facto o la prospettiva futura di un'annessione al Reich.
tutto viene rimandato al termine della guerra, anche per non creare tensioni con l'alleato Mussolini. È difficile quindi affermare se nella visione nazista dell'Ozak fosse preponderante la questione militare strategica o quella politica amministrativa. Sembrerebbe quindi più giusto affermare che ad un certo punto le esigenze militari coincisero, coincisero in questo territorio con dei progetti politici più ampi del partito nazista. È così, infatti, che si può andare a delineare a questo punto quali furono i protagonisti del controllo nazista sul territorio, cioè le tre figure chiave della nostra storia. Friedrich Reiner, il supremo commissario e responsabile dell'apparato politico-amministrativo dell'Ozak, Gauleiter della Carinzia e già responsabile della germanizzazione della Carniola, e fu anche tra i principali ideatori della creazione dell'Ozak stesso. Poi il generale delle truppe alpine Ludwig Kübler, che prese l'incarico di comandante nella zona di sicurezza del litorale adriatico, cioè la più alta carica militare dell'Ozak. Egli fu già responsabile della sicurezza del settore centrale del fronte russo, con incarichi di sicurezza delle retrovie e nella lotta contro i partigiani sovietici. Questo fu proprio l'ultimo suo incarico prima di venire nell'Ozak. E infine l'SS Gruppenführer Odilo Globocnik, che prese l'incarico di comandante superiore dell'SS e della polizia nell'Ozak, cioè il responsabile principale della sicurezza e della politica razziale nel territorio. Di lui si conosce già moltissime cose, la sua biografia è molto grande. Nazista austriaco, già responsabile dell'Azione Reinhard, quindi legato al progetto T9 prima e allo sterminio degli ebrei in Polonia successivamente, ma è anche sicuramente la figura che più di altri trasferì nel litorale adriatico i modelli repressivi già messi in atto nell'est. Pensiamo alla realtà unica del lager nazista della Risiera in Italia. Tutti e tre agirono in modo deciso e senza remore nella realizzazione dei loro compiti e soprattutto in piena autonomia. Si ripropose anche nel litorale adriatico uno degli elementi tipici della regolamentazione di un territorio occupato dai nazisti, cioè la creazione di un vero e proprio triumvirato amministrativo, fortemente conflittuale al suo interno, costituito dal comandante in capo militare, dal comandante della polizia e dal comandante in capo amministrativo. Ad aggravare la situazione lo stato di emergenza e di tensione causato dalla lotta partigiana. Se tra il Supremo Commissario e Odilo Globocnik si instaurò fin da subito un buon rapporto di collaborazione in nome di una vecchia amicizia, non altrettanto amichevole fu il rapporto tra Rainer e il generale Kubler sui loro spazi di potere e autorità. Da una parte le strutture della Wehrmacht tentavano di ampliare sempre di più il proprio spazio di azione nel territorio, dall'altra invece Rainer voleva affermare la sua autorità nei confronti dell'esercito, cercando di limitarne il più possibile interferenze in ambito amministrativo. Fondamentalmente in questa zona le autorità tedesche si mossero comunque in un regime di amministrazione civile. Compito di questa amministrazione si riassume in tre punti principali: mettere ordine nei rapporti delle nazionalità e di pacificarle, organizzare l'autodifesa della popolazione contro il bolscevismo, mobilitare tutte le forze economiche della zona amministrata per la vittoria finale tedesca. La nuova struttura amministrativa ideata da Rainer, con le sue sezioni che andavano a coprire in modo capillare tutti i diversi ambiti della vita sociale ed economica del territorio, dimostrano che l'intento delle autorità tedesche locali era un controllo politico totale. Per ciò che riguarda l'Ozak, è certo che nei 20 mesi di dominio il dottor Rainer perseguì una politica atta a isolare la regione dal punto di vista amministrativo, giudiziario, economico e finanziario dal resto dell'Italia da una parte e dalla Jugoslavia dall'altra. Nel continuo tentativo di tenere sotto controllo l'Ozak, le autorità tedesche adottarono contemporaneamente due strategie: la ricerca del consenso con un'assidua politica di propaganda da una parte e una linea dura che richiedeva una politica, diciamo, del terrore dall'altra. Il risultato fu un continuo compromesso tra le figure portanti della gestione dell'occupazione. Da una parte il Supremo Commissario, che attraverso il suo progetto politico tentava di stimolare il consenso e la collaborazione nella popolazione civile locale. Dall'altra il generale Kubler e gli organismi della Wehrmacht, che ritenevano la violenta reazione repressiva a qualsiasi prezzo
quale unica via possibile per una pacificazione duratura della zona. Vicino a queste ultime visioni troviamo anche quelle di Odilo Globocnik, che quale responsabile unico della lotta antipartigiana nell'Ozak dovette confrontarsi, o meglio scontrarsi, a volte con le autorità politiche e a volte con quelle militari. La sempre più scarsa adesione al progetto tedesco della popolazione, tradotta in una sempre più deludente collaborazione, ed in una scarsa risposta ai bandi tedeschi, le continue offensive partigiane, tutto ciò costrinsero l'amministrazione tedesca nel litorale adriatico a concentrare tutti i propri sforzi e tutte le proprie forze nella lotta contro la resistenza, abbandonando così ogni progetto politico sul territorio. La crescita dell'attività resistenziale divenne agli occhi dei tedeschi una minaccia da fronteggiare con la massima energia e violenza. La difficile situazione in cui si trovava il territorio dal punto di vista della sicurezza e la continua espansione del movimento di liberazione spinsero Himmler a proclamare l'Ozak, con decreto del 9 novembre 1943, come Bandenkampfgebiet, cioè territorio di guerra antipartigiana. In breve tempo, accanto alla struttura amministrativa, entrò in funzione anche nell'Ozak l'apparato repressivo nazista, secondo uno schema già collaudato, metodico e preciso, che andò a sostituire completamente tutto il sistema di controllo e difesa del territorio che avevano creato le forze italiane fino a quel momento. Questa organizzazione si distribuì in modo capillare su tutta l'area del territorio, sotto il controllo di Globocnik e di Kubler. Nella potente macchina repressiva vennero presto coinvolti, oltre alle forze di polizia delle SS tedesche, anche diverse realtà collaborazioniste, oltre alla forza della Wehrmacht. La milizia difesa territoriale, ad esempio, le unità domobranzi slovene, vecchie strutture repressive italiane come l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza del commissario Gueli e numerose, come chiamate, bande antipartigiane fasciste, pensiamo alla banda Collotti di Trieste, ad esempio. Sempre nel tentativo di soffocare il movimento di liberazione, furono creati diversi comandi di repressione, vedi quello di Palmanova, affidati a unità tedesche o spesso a unità collaborazioniste dipendenti dall'apparato di sicurezza della polizia, comandi e reparti che troviamo responsabili di numerose delle stragi del territorio, esempio della radicalizzazione della politica di occupazione nazista dettata da progetti politici e alimentata dall'odio razziale. A spingere in questa direzione l'immagine che i tedeschi crearono del proprio nemico nell'Ozak. Egli, infatti, il partigiano, era allo stesso tempo il nemico razziale, cioè l'Untermensch slavo, il principale avversario politico, cioè il comunista bolscevico, ma anche il traditore, cioè l'italiano, o forse meglio identificato nel tempo con la resistenza italiana in toto. Attraverso questa negazione totale di umanità, il partigiano subì un processo di spersonalizzazione che precedentemente il nazismo aveva riservato principalmente all'elemento ebraico. Come il regime aveva attuato nei confronti degli Juden, un processo di discriminazione e disumanizzazione prima di procedere alla soluzione finale, così ora iniziava una degradazione civile e morale del movimento di resistenza, prima di attuare l'eliminazione del movimento stesso, questo con l'unico scopo di rompere qualsiasi legame tra la popolazione civile e le forze della resistenza. I concetti fondamentali che le autorità naziste sostenettero nei loro ordini e nelle norme dei manuali di controguerriglia, e cioè quelli di Zerstörung, distruzione, Vernichtung, annientamento, con tutti i mezzi del nemico, legittimarono le stragi e i massacri e la lotta partigiana finì per tradursi in una serie di eccidi e rappresaglie e, più in generale, in una politica di repressione volta al controllo del territorio, che tra l'autunno del 1943 e il maggio del 1945 si esplicitò anche attraverso deportazioni, distruzioni e devastazioni di centri abitati. A produrre un simile quadro generale della violenza non un'unica causa, ma le interazioni e le interdipendenze di più fattori. La particolare struttura amministrativa e politica che i tedeschi assegnarono al territorio, l'intensità della guerra antipartigiana, le esperienze precedentemente vissute dai responsabili nazisti prima di arrivare nella zona d'operazioni
e infine le direttive e gli ordini impartiti da questi stessi ufficiali. Pensiamo al Bandenkampf o all'ordine di Kübler, terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente. Un mondo diviso da rancori nazionali e sociali mai sopiti, dove i nazionalismi cresciuti tra mondo italiano, slavo e tedesco si sono scontrati durante tutta la storia del Novecento e spiegano anche una radicalizzazione della politica repressiva che tra il 43 e il 45 finì per coinvolgere sempre di più anche la popolazione civile dell'Ozac. Questo in breve fu il quadro entro cui si sviluppò la resistenza e la lotta contro le forze di occupazione del nostro territorio. Un quadro fondato dalle forze naziste sul predominio razziale e sull'annientamento di ogni forma di opposizione.